Eccoci qua, mister. Lei aveva fatto una battuta domenica scorsa, si era afflitti da faringite, oggi insomma siamo riusciti a sbloccarla, però non è stata una partita esaltante. Siamo riusciti a fare il gol che ci ha dato questi 3 punti che forse ci hanno dato anche la tranquillità per le prossime 4 partite. Sì, penso che con questi 3 punti penso che la squadra abbia raggiunto la salvezza matematica. Adesso abbiamo 4 partite da fare, cerchiamo di onorare questo campionato e di finirlo nel miglior modo possibile, che questo è il nostro obiettivo, cercare di arrivare il più in alto possibile e penso che dopo questi 3 punti la squadra sia un po' meno contratta rispetto a queste ultime 2 partite, perché non abbiamo espresso un buon calcio. L'ultima partita che abbiamo giocato mi sembra alla grande, giocato bene, è stato contro la Vazzolese, però sia Conegliano e sia oggi abbiamo trovato un po' di difficoltà soprattutto nell'esprimersi nel gioco. Sì, avevamo di fronte una squadra che forse aveva qualche motivazione in più di noi perché sta lottando per la salvezza, aveva assolutamente bisogno di far punti, anche bottino pieno. Si rischiava con queste partite qua di magari prendere sotto gamba o se vanno su un binario sbagliato, insomma, visto che siamo a Pasqua, avere la sorpresa amara. Così non è stato. Domenica prossima abbiamo la seconda in classifica e cercheremo di fare il risultato pieno. Sì, adesso penso che non ci sia più l'assillo di vincere, penso che ci siano i presupposti per esprimerci al meglio. Dopo c'è da dire che questo campionato qui è un campionato difficile perché ci sono squadre agguerrite, ci sono squadre attrezzate e non è facile esprimere sempre il proprio gioco perché ci sono degli allenatori preparati, ci sono delle squadre organizzate e abbiamo visto anche oggi, nonostante che si giochi con la penultima in classifica, hanno espresso un bel gioco, ci hanno messo in difficoltà e questo la dice lunga. Purtroppo si sa che c'è abbastanza campanilismo, c'è guerriglia nel giocare e non si riesce sempre a esprimersi al meglio anche con le squadre di bassa classifica. Allora invitiamo tutti domenica prossima, anzi forse sabato Sì, sabato al Mecchi ancora, e grazie mister. Sì, arrivederci.